lui è molto fiducioso di poter spiegare, è molto affranto per quello che si dice di lui e che si denuncia contro di lui. Si è dichiarato estraneo ai fatti, ha negato la sussistenza dei fatti. Ha risposto a tutte le domande del giudice e si è detto innocente, pronto a chiarire ogni fatto che gli viene contestato. Francesco Saviane, 37enne, trevigiano, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, accusato di abusi sessuali nei confronti di 7 minorenni, davanti al giudice ha scelto di parlare. Ha parlato, ha raccontato qual è la sua versione dei fatti e abbiamo cercato di spiegare ogni circostanza e adesso vediamo, il giudice ne deve prendere atto. Lui ha cominciato a cercare di spiegare che cosa gli sia stato contestato, cerca di spiegare come sono andati realmente i fatti e adesso è un primo contatto con l'autorità giudiziaria e adesso vedremo come si svilupperanno le indagini e la difesa. Sono da poco passate le 11 quando l'auto di Saviane esce dalla parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego. Si è recato da solo in tribunale per l'interrogatorio di garanzia durato poco più di mezz'ora. Mi è caduto il mondo addosso, ha detto al suo avvocato Ernesto De Toni, che lo descrive in difficoltà e provato al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare. Lui rimane agli arresti domiciliari perché noi non abbiamo chiesto alcuna sostituzione né revoca della misura. Sulle modalità di attuazione della misura adesso vediamo. Al momento l'ex professore di religione resta ai domiciliari nella canonica della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. La stessa diocesi ha preso le distanze da questa scelta, ma presto il 37enne potrebbe essere trasferito in un altro domicilio. Abbiamo soltanto fatto presente che abbiamo la disponibilità di altri luoghi.